Assessore Pizzimenti, oggi è l'ultimo giorno di Casa Moderna e si tocca un tema importante come quello della sicurezza. Sì, assolutamente sì, siamo ospiti qui dalla Fiera della Casa Moderna, Padiglione 7, mi pare il luogo più adatto per parlare anche di questo tipo di oggetto del convegno, perché la sicurezza non è solo la sicurezza della struttura, ma la sicurezza vista dal punto per la salute, per il cittadino, per tutti quelli che appunto rischiano quasi ogni giorno, magari o attraversando ponti, purtroppo come è già successo, o appunto o abitando in casa. Uno dei temi è stato proprio quello dell'abitare in casa e degli interventi che si possono fare sulle abitazioni. Ecco, infatti lì è la cosa più difficile perché ci sono le costruzioni già esistenti e quelle nuove chiaramente sono più facili da intervenire perché si interviene ex novo, quindi si dà la sicurezza fin da subito. Quelle che sono datate purtroppo non sempre raggiungono i livelli di quelle nuove, però è giusto che si pensi, che si cominci a ragionare in questa direzione e soprattutto si mettono anche dei fondi per questi interventi.